Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Unicrec che parte molto bene dalla corda e sfila in testa, cerca di presentarsi subito Zebur Isaiah TRGF che attacca con decisione. Unicrec risponde ma Zebù va ancora al suo attacco, poi decide di desistere e cercare un posto alla corda. Tanto se ne vanno i primi 200 metri di gara in 15,2 che considerando la partenza con i nastri è misura molto svelta, non c'è posto alla corda per Zebur Isaiah che si adegua così al largo perché in seconda posizione è asserrato sotto Turbo Capar, poi c'è Unica Kagemar e via via gli altri. In vantaggio dunque Unicrec che ha chiuso favorita quota fissa, a 2,40 la quota finale per l'allieva di Leonardo Vastano che se la gioca al comando. In seconda posizione rimane Turbo Capar, mentre in terza c'è Unica Kagemar, all'esterno fin dalle prime battute e Zebur Isaiah TRGF. Intanto viene completato il giro iniziale in 1 minuto e 4 decimi. E ora c'è il tentativo di Vega Etoile che ha superato diverse difficoltà e ora, quando siamo al secondo passaggio, cerca di avvicinarsi raggiungendo il sediolo di Turbo Capar. In terza ruota si lancia intanto anche Zingaro Gad, poi anche Americ Lemmer, ma è costretta in terza corsia ora. Tanto in vantaggio è sempre Unicrec che si mantiene nettamente in testa su Turbo Capar che è in seconda posizione, affiancato ora da Vega Etoile, meno di 600 alla conclusione, con Unic che cerca di darsela a gambe, Vega Etoile che rimane all'esterno di Turbo Capar senza riuscire a sopravanzarlo per il momento, poi Unica Kagemar che prova ad uscire dalla corda. Quando siamo a 400 dalla conclusione c'è Unicrec in fuga, inseguita da Vega Etoile e da Unica Kagemar, mentre dalle retrovie cerca di farsi luce anche Zeno del Ronco, retta d'arrivo, con in vantaggio Unicrec, inseguita da Vega Etoile, poi Unica Kagemar, a centropista Zeno del Ronco, finale con Unicrec che vince nei confronti di Unica Kagemar, mentre per il terzo forse a centropista Zeno del Ronco, ma andiamo a rivedere il finale. La vittoria quindi per Unicrec e Leonardo Vastano che in percorso di testa vincono questo trofeo Croce Rosse Italiana edizione 2021, naturalmente sezione di Bologna. Vediamo le battute conclusive con Unica Kagemar che ci prova in tutti i modi, ma Unicrec è in grado di rispondere molto bene all'attacco. Il terzo posto invece conquistato nel finale da Zeno del Ronco che piazza il suo speed e conquista la terza moneta. Partendo da molto lontano, guadagna sicuramente tanto terreno nel finale, ma è soltanto terzo sul palo, corsa comunque molto positiva. Cala invece nel finale Vega Etoile che viene avvicinata anche da Zaza Alter. Dovrebbe aver conservato però il quarto posto. Successo quindi per l'allieva di Leonardo Vastano che vince batteria e finale e scrive il proprio nome in questa manifestazione. Secondo posto per Raffaello Ruffato con Unica Kagemar che precede sul traguardo Zeno del Ronco con Matteo Angeloni. E questo è tutto per questo convegno di corse. L'appuntamento è per giovedì prossimo.